Voi siete l'Italia che non vede buio e che dice alla politica, alle istituzioni una cosa semplice: ascoltateci! Ascoltateci! Sono stati un centinaio gli ambulanti veneti che, partiti nella notte, hanno raggiunto Roma insieme alle rappresentanze provenienti da tutta Italia. In alcune migliaia hanno ribadito in piazza Montecitorio le loro richieste, tra cui la sospensione del DURC, del canone unico e per un contributo a fondo perduto. Molti i politici che si sono presentati sul palco. Come fai a inventarti la lotteria degli scontrini quando lasci in mezzo a una strada milioni di lavoratori? Perché non puoi da un lato chiudere un'attività commerciale e poi dire però se non sei a pari coi contributi non ti do il DURC, quindi non puoi neanche continuare a lavorare. Idealmente si sono uniti anche i colleghi rimasti a lavorare a casa. Nel Vicentino i mercati al completo hanno ripreso solo la scorsa settimana la loro attività, dopo mesi di chiusura. A Roma stanno manifestando i nostri colleghi per dei diritti molto importanti per noi ambulanti. Io vorrei essere solidale con loro e mi manca di essere in presenza, ma sono qui a manifestare insieme con voi. Ho visto la diretta, forza ragazzi, siete forti e cerchiamo di ottenere qualcosa. Ci sono le piccole imprese ambulanti, i piccoli negozi che debbono ancora avere gli aiuti, i cosiddetti ristori. Si sta costruendo un governo nuovo. Mantenete quegli impegni che siete venuti a prendervi qui davanti agli ambulanti di tutta l'Italia.